Ministra Lucia Azzolina, per favore, fermi questa gara. I banchi, che dovrebbero essere acquistati dal governo attraverso una gara europea, non sono la soluzione giusta e non sono costruiti in modo da rispettare le norme sulla sicurezza. Ne è convinta Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto, ma soprattutto insegnante, che lancia un appello al ministro e che trae dalla sua esperienza la convinzione che i banchi proposti dal ministro Azzolina non siano adatti. Qui non ci possono stare un libro e un quaderno per prendere appunti. Non ci può stare un vocabolario e contemporaneamente avere la possibilità di tradurre in un foglio a parte. Per Martini i soldi per acquistare i banchi rischiano di essere spesi inutilmente, sarebbero pericolosi in caso di calamità, terremoti e incendi. Possono intralciare in modo veramente pericoloso tutte le vie d'uscita e le vie di fuga dei ragazzi nel caso in cui ci siano degli incendi. Martini cita le direttive sull'evacuazione delle scuole, di Protezione Civile e Croce Rossa e i dispositivi di legge normati dallo Stato, con relativi corsi di formazione organizzati dai vari istituti scolastici. Nella pianificazione dell'evacuazione degli edifici scolastici viene detto chiaramente che in caso di incendio non ci devono essere elementi che possono intralciare la via di fuga dei ragazzi. Con questi elementi mobili, chi mi dà la certezza che nello spostamento dei ragazzi queste stesse rotelle, questi stessi banchi non diventino un ostacolo? In caso di terremoto, ad esempio, ecco le regole della Protezione Civile che indicano agli insegnanti di riparare i ragazzi sotto a un tavolo. Dovete fare in modo che i bambini si riparino sotto al tavolo, perché in questo modo, fino alla fine della scossa, possono evitare che cadano loro addosso dei detriti. Un dubbio che Martini estende anche ai dirigenti scolastici, invitando così tutti a un'ulteriore riflessione. Io non sono un dirigente scolastico, ma se fossi un dirigente scolastico rifiuterei questi banchi, perché non mi garantiscono la sicurezza delle vie di fuga